Allora, ci troviamo con Alessandro Coccolo, consigliere comunale di opposizione della lista Cao Maggiore. Oggi ho assistito alle dimissioni di 9 consiglieri, compresi anche 2 assessori. Diciamo che l'atto si è reso necessario perché il sindaco Querini non ha assolutamente voluto che venisse messa all'ordine del giorno la mozione che tu e Gianluca Falcomer avete realizzato e poi fatto firmare anche ad altre 9 persone. Una conclusione di un'amministrazione comunale un po' triste. Sì, sicuramente sì, non è un gesto che ci fa piacere, che ci fa sorridere, è un atto dovuto, perché sei in presenza di una mozione di sfiducia firmata dalla maggioranza dei consiglieri, tu che sei sindaco non ti dimetti. Discutiamo il bilancio, che è un atto politico non soltanto contabile, e tu vai sotto su tutti quanti i punti e quindi ti facciamo capire che è il caso che tu vada a casa, tu non vai a casa, beh, a quel punto ti mandiamo a casa con le nostre dimissioni. Non c'era alternativa purtroppo. Io sono stufo di vedere questo paese, guarda, cioè ridotto in uno stato veramente comatoso, dove alla fine gli unici che mandano avanti questo comune sono le associazioni, sono i semplici cittadini, sono i volontari, e questa amministrazione non ha fatto niente, bisognava mettere fine a sta agonia. Un commento invece sull'episodio del cartello esposto nel punto prelievi di sangue, in cui in sostanza si diceva che questo utile servizio per la cittadinanza sarebbe stato chiuso. Faceva intendere il cartello a causa vostra, che avreste sfiduciato o mandato a casa il sindaco Querini. Vogliamo tranquillizzare i cittadini che il servizio prelievi non chiuderà. Vabbè, il sindaco ha detto in consiglio comunale che quel cartello lo ha scritto lui, che lo ha appeso lui. Noi ci riserviamo di tutelarci in qualsiasi modo perché ci riteniamo ovviamente danneggiati da questo. Il sindaco ha detto che lui continuerà a fare il volontario solamente essendo al tempo stesso sindaco, dicendo che è colpa nostra se lo mandiamo a casa, lui non può più prendersi i permessi. Ditemi voi, ecco, se è un sindaco serio. Quello è un punto prelievi a cui noi siamo molto affezionati. Lui comunque ha fatto il volontario anche prima di diventare sindaco, per cui è una bugia quella che ha detto, una falsità, anzi è un ricatto verso i cittadini. E adesso che arriva per la prima volta il commissario prefettizio qui a Cinto Cao Maggiore, tu pensi che le cose vadano avanti comunque? È la prima volta nella storia che a Cinto si manda a casa un sindaco così. A un anno mi pare di distanza dalla chiusura naturale della legislatura, però bisognava impedirgli di continuare a fare ulteriori danni. Poi sappiamo che i commissari non sono tutti uguali e ci sono commissari più operativi e altri meno. I commissari hanno il diritto, se vogliono, di confrontarsi con le forze civiche che sono presenti in consiglio, e noi daremo al commissario che arriverà tutte le informazioni e tutti i suggerimenti possibili ed immaginabili. Tra l'altro siamo arrivati ad una situazione in cui il sindaco non ha rispettato le delibere votate più volte in consiglio su diversi argomenti. Forse allora è meglio che arrivi un commissario, almeno con un commissario ci puoi parlare e prende in considerazione quello che dice e quello che fai. Con Querini era diventato impossibile anche tutto questo. E quindi anche il fatto che 2 assessori si siano dimessi significa che si era incrinato anche il rapporto di fiducia all'interno della giunta? Sì, è vero, perché il dovere di un sindaco è quello di tenere sempre informati i cittadini e al tempo stesso anche quello di mantenere i rapporti, che non sono solamente rapporti politici ma sono anche rapporti umani con le persone della sua squadra. Il fatto che si siano dimessi assieme a noi, che non abbiano votato assieme a noi, che abbiano firmato insieme a noi la mozione di sfiducia 2 assessori della giunta Querini, non significa affatto che c'è un accordo politico alla base, ma significa che loro per primi si sono resi conto che il sindaco non rispettava i loro poteri, non li rispettava nel loro ruolo, aveva quindi rotto i rapporti umani anche con loro, e questa è una cosa gravissima, specie in un piccolo comune dove ci conosciamo tutti. Alle prossime elezioni comunali tu ti ripresenterai? Io spero di continuare a dare un contributo per questo comune. Io le cose le ho sempre fatte in maniera disinteressata perché mi interessava occuparmi soprattutto di attività produttive, quindi dei temi del lavoro.
Se la lista riconoscerà un merito al lavoro che ho fatto come consigliere e mi chiederà di ripresentarmi, io sarò sicuramente ben felice, anche perché con loro, con Quindi la vi lista trovate Cao bene, Maggiore, insomma? sì, siamo amici, cioè noi non siamo i classici consiglieri che si vedono mezz'ora prima del consiglio e si mettono d'accordo sulle cose. Noi ormai siamo diventati come una famiglia e quindi vorrei continuare questa esperienza. Ok, grazie. Grazie.